Le case di riposo fino a qualche anno fa erano viste come un elemento esterno alla comunità e invece, come dimostrano le attività sempre più numerose in questa casa, la casa di riposo è permeata da tutta la comunità montebellunese di tutte le età. Abbiamo appena inaugurato un potenziato servizio di centro diurno che riesce non solo a dare delle risposte ai residenti, ma permette anche alle giovani generazioni di venire qui in uno scambio di carattere biunivoco, di modo che questi residenti siano non solo residenti, ma anche capsule del tempo e testimoni che attraverso le loro testimonianze possano trasferire il buon senso e il senso di impegno alle future generazioni. Assolutamente sì, il 35esimo, la Regione nel nostro territorio per un'autosufficienza sta investendo oltre 94 milioni di euro, devo complimentarmi col direttore e il presidente della struttura, bellissima, un centro diurno di elevata umanità, spazi per le persone anziane, spazi per i familiari e un grazie vero al cuore a tutti gli operatori perché stanno facendo insieme ai volontari un grande lavoro. Un ulteriore obiettivo che ha raggiunto la casa di riposo Umberto I dopo l'inaugurazione della nuova ala, questo è un altro punto, un passaggio molto importante per dare un servizio al territorio e soprattutto ai nostri anziani, ai nostri cari che hanno già raggiunto tutti gli obiettivi della vita ma che devono percorrere l'ultimo tratto in maniera serena, assistiti in maniera adeguata e soprattutto per poter trascorrere le giornate con un impegno giornaliero per quanto semplice, ma qui possono trovare appunto un'assistenza con un livello professionale molto alto e possono trascorrere delle giornate dalla mattina alla sera in tranquillità, eseguendo tanti lavori, tante iniziative, passatempi che migliorano la qualità della vita dei nostri anziani. Grazie.